Vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, dei secoli. Amen. Recitiamo il Santo Rosario unita alla cordata spirituale, secondo le intenzioni della Beata Vergine Maria, per onorarla e ringraziarla per il trionfo del suo cuore immacolato. Preghiamo per Pino, per le sue intenzioni, per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata. Preghiamo per la Chiesa, per tutti i sacerdoti, per le vocazioni maschili e femminili, per tutte le anime consacrate in suffragio delle anime sante del Purgatorio, per la conversione dei peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutte le persone che si raccomandano alle nostre preghiere, per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito. Preghiamo per le nostre personali intenzioni, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per i bambini mai nati e supplichiamo la Vergine Santissima affinché fermi il nuovo ordine mondiale. Nel primo mistero del dolore si contempla l'orazione nell'orto di nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. San Domenico, Prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. San Domenico Guzman, Prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della sua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Oggi celebriamo la memoria di San Domenico, presbitero. In mezzo alla Chiesa che ha aperto la bocca, il Signore lo ha colmato dello spirito di sapienza e dell'intelligenza, gli ha fatto indossare una veste di gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contritti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Guida e proteggi, o Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli che fu insegne, predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: uscite tutti e tre verso la tenda del convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli contempla l'immagine del Signore.
perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro, ed egli se ne andò. La nube si ritirò di sopra la tenda, ed ecco Maria era lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si volse verso Maria, ed ecco era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ti prego, mio Signore, non addossarci il peccato che abbiamo stoltamente commesso. Ella non sia come il bambino nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno della madre». Mosè gridò al Signore dicendo: «Dio, ti prego, guariscila». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Alleluia, alleluia, alleluia. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Comandai di venire verso di te sulle acque. Il ciclo liturgico fa coincidere il Vangelo di oggi come prosecuzione di quello di ieri e quindi inserito
in uno dei 3 anni liturgici A, B, C. Adesso ci troviamo nell'anno A e stiamo seguendo il Vangelo di Matteo. L'anno B invece presenta il Vangelo di Marco e l'anno C quello di Luca. Il Vangelo di Giovanni, apostolo ed evangelista, non è un sinottico e quindi si legge nei tempi forti come la Quaresima e la Pasqua. Giovanni è ravvigiorato da un'aquila, il suo Vangelo è molto spirituale, supera la nostra capacità di comprensione. Senza una buona guida si possono confondere i significati. L'aquila vola più in alto di tutti gli altri volatili, come Giovanni che si è elevato molto e ha visto lontano proprio come avviene all'aquila. La parola oggi spiega la presenza di Gesù anche quando i credenti non lo avvertono. Dopo aver sfamato migliaia di persone con la poderosa moltiplicazione dei pani e dei pesci, tanto che rimasero 12 ceste, Gesù si recò in un luogo solitario per rimanere in silenzio. Nonostante la sua assoluta potenza contemplativa, sentiva la necessità fisica di stare in disparte e parlare al Padre. Se ne stava da solo sul monte. Questo ci dice che senza la meditazione giornaliera il cristiano perde la fede e vivacchia giornalmente. Stava sul monte, ma vedeva cosa facevano i discepoli, conosceva bene i loro cuori e i loro pensieri. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Non voleva spaventarli, ma mostrare la sua vicinanza e che poteva raggiungerli in qualsiasi momento e in tutti i luoghi. Gesù non mette mai paura. La tristezza che ti prende è un senso di sgomento, scombussolamento e arrivano sempre da Satana. Quando avvertite un senso di vuoto interiore che sale dallo sterno, la parte anteriore centrale del torace e che causa un disagio incontrollato come se stesse succedendo chissà cosa, non temete e pregate. È un attacco dei diavoli e la preghiera scaccia questo senso di sovratamento e con la fiduciosa preghiera si diventa più forti della negatività. Gesù ci viene incontro quando lo invochiamo. Spesso non viene riconosciuto e la confusione arreca turbamento. La mancanza di discernimento equivoca e confonde il falso per Gesù e lo Spirito di Dio per l'azione di Satana. Sono moltissimi i falsi sapienti che si aggirano anche nelle parrocchie e seminano false dottrine, confusione e negatività. La nostra fede non deve mai oscillare dinanzi anche alle piccole variazioni del Vangelo storico.
Per noi Gesù è sempre il Signore risorto e Figlio di Dio. Meditiamo con amore questo. Verrà tempo in cui si diffonderà la voce che questo Gesù che noi adoriamo e conosciamo come Dio incarnato non è in realtà il Messia e ci si volgerà altrove dove non ci sarà Dio. State attenti. La nostra fede non deve tentennare. Pietro ebbe timore perché, dopo l'iniziale coraggio, per un solo attimo temette di non farcela e cominciava ad affondare. Fu il suo grido a farlo riemergere: Signore, salvami. Dall'iniziale coraggio, pronto a sfidare anche la legge fisica, Pietro ebbe timore, vedendo che il vento era forte. Si impaurì e gridò aiuto a Gesù. Nelle prove, nelle sofferenze, non dobbiamo neanche per un attimo dubitare della presenza di Gesù vicino a noi e del suo grande aiuto. Chiamiamolo, invochiamolo con fede, adoriamolo perché è Dio. Come fece con Pietro, ci afferra e ci libera da qualsiasi paura, dalle negatività diaboliche e ci guarisce da qualsiasi sofferenza e dalle nostre paure. Tocchiamo con la nostra fede profonda e sincera il mantello del Signore per ricevere continue grazie. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. ora e sempre sia lodato. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel vino puro che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli o sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intercessione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta della gloria, ti offriamo, Padre,
rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Domenico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, gli ordini episcopali e presbiteri, diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli o sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittebus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, o Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. Egli che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento. Sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo e così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine